Dopo la sosta è sempre difficile ripartire, anche perché le insidie sono tante, quindi aveva 20 giorni che non giocavamo, ci sono dei carichi di lavoro importanti, però sapevamo che era importante partire bene. Avevamo avuto in settimana qualche defezione, però devo dire che i ragazzi sono stati abbastanza bravi a portare a casa questi 3 punti. Abbiamo fatto una prima parte della gara, devo dire abbastanza bene, dove abbiamo rischiato quasi poco e nulla. Secondo me dopo il 2-0 e anche dopo l'infortunio che ha avuto Luca Cicarotta abbiamo abbassato un po' il ritmo, l'intensità, ci siamo abbassati un po' nella seconda parte della gara e nel momento in cui magari non pensi abbiamo subito il gol e devo dire che poi da lì in poi il Gerace ha fatto anche abbastanza bene, ci ha messo un po' in difficoltà fino a quando abbiamo fatto il 3-1 e siamo stati un po' più tranquilli fino alla fine. Valuteremo l'infortunio di Luca e poi dopo un'ecografia vedremo un po' l'entità del danno. La partita si era messa pure sui binari giusti, solo che loro erano una buona squadra organizzata, hanno iniziato a alzare il baricentro, l'intensità e ci hanno messo un po' in difficoltà quando hanno dimezzato le misure, poi si sono un po' buttati in avanti e più che altro la partita poi è diventata sporca, no? E noi là abbiamo fatto una gran partita veramente, nonostante tutte le nostre difficoltà che non siamo qui a nominare, ma non per ultima Luca che è uscito per infortunio e sapete tutti quanto è importante per noi, quindi diciamo le cose si sono ulteriormente complicate, però là si è visto anche la prova di forza della squadra, del gruppo che davvero ha fatto una gran partita fino al 90°. Lui quando è in campo diciamo che noi ci affidiamo a lui sotto il punto di vista tecnico, perché è un giocatore che oltre ad avere una grande esperienza sa sempre quello che deve fare con la palla, è sempre messo bene col corpo, quindi diciamo a noi dà una bella mano. Quindi lui quando ha fatto l'ennesimo scatto poi ha sentito un po' indurirsi dietro, ha preferito fermarsi, ora non so onestamente cosa ha fatto, però diciamo che si riprenda è la nostra priorità. Loro sono una squadra molto fisica là davanti che gioca con attacchi diretti sulle punte, quindi automaticamente noi ci siamo schiacciati per necessità del gioco, perché stavamo iniziando a prendere delle palle sopra molto pericolose e quindi dovevamo diciamo a un certo punto arginare questa giocata. Noi abbiamo anche tante assenze, quindi anche sotto il punto di vista fisico diciamo stavamo facendo un po' fatica, solo che poi in realtà abbiamo tenuto bene fino alla fine. È da luglio che lavoriamo con questo obiettivo e diciamo non sono state le 9 vittorie di fila a farci montare la testa, diciamo non saranno nemmeno i punti che ci separano dalla vetta a demoralizzarci.